Euroregione News. Zanin, eccellenza internazionale riconosciuta. 2 concerti, uno nel Duomo di Codroipo e l'altro nella chiesa della frazione Pozzo. Dopo la laurea honoris causa dall'Università di Udine, una celebrazione voluta dal sindaco Fabio Marchetti che ha consegnato un'opera dell'artista Piero de Martin al più grande maestro organaro del mondo, Gustavo Zanin. Organi che la famiglia Zanin, questa è l'azienda che è stata tributata con un omaggio da parte dell'amministrazione comunale di Codroipo, esporta la sua arte in tutto il mondo. Lo fa da centinaia di anni con una tradizione che si porta avanti di padre in figlio e con una maestria che viene oramai riconosciuta in ogni angolo del mondo. Parliamo di località importantissime, parliamo del Principato di Monaco, parliamo di importantissime chiese italiane non solo, parliamo di abitazioni private del Giappone, dove ho scoperto esiste una forte passione per questo strumento musicale che affonda le sue origini nella notte dei tempi. Qui abbiamo la fortuna di avere appunto una persona, il maestro Gustavo Zanin, che è stato insignito circa un anno fa anche di una laurea honoris causa dopo aver avuto le maggiori onorificenze da parte delle istituzioni più importanti del paese, fino anche ad arrivare ad avere il cavalierato da parte della Presidenza della Repubblica, ma la sua città mai gli aveva tributato un onore. Sentivamo il dovere, il bisogno di farlo e assieme all'assessore alla cultura Tiziana Cividini abbiamo organizzato 2 serate in onore appunto di 2 delle sue creazioni che stanno a Codroipo, una nel Duomo principale, l'altra nella chiesa di Santa Giustina a Pozzo di Codroipo, e proprio lì è stata la serata conclusiva nella quale abbiamo anche provveduto a donare simbolicamente un omaggio che non sono le chiavi della città, perché Codroipo è una città senza porte, tradizionalmente era un quadruvio, quindi un crocevia di strade sin da epoca romana, e quindi le porte non le ha mai avute, ma abbiamo unito un'altra eccellenza locale, ovvero sia l'artista Piero de Martin, che ha volontariamente fatto una creazione che l'amministrazione comunale ha provveduto a donare al maestro Gustavo Zanin e a tutta la sua famiglia, proprio per tributargli un grandissimo ringraziamento a nome di tutta la collettività. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.